diceva la professoressa Pinnacate, che quando affermava di aver imparato il sardo a 70 anni, io posso dire che l'ho imparato intorno ai 22-23 anni, ma questo non mi consente comunque di parlare il sardo, anche se credo di potermi esprimere correttamente il 50-60% in sardo logudorese, perché l'ho imparato andando a caccia a Torpè, però sono sassarese, di origine algherese, ho vissuto a Porto Torres dove ho imparato il turitano in strada e sono sposato in Gallura. Forse questa confusione è questa confusione di lingue che mi gira in testa, però so anche pensare in gallurese, molto spesso nel sogno mi rendo conto di pensare, però diciamo che la mia forma espressiva non è grammaticalmente corretta, quindi vi chiedo di esentarmi da dall'uso di questo lessico. Diceva Mastino che ci troviamo in questa sala che è l'università, una sala dell'università. Università di che cosa? Università del sapere, università delle posizioni, università delle culture. E credo che questa sia un'occasione importante, perché io sono veramente convinto che università significhi non solamente accademia o docenti universitari, ma significhi università del sapere, università delle conoscenze. Per me la conoscenza sta nel pastore che sa leggere, che sa conoscere le pecore una per una. Sta nel pescatore che in mare sa leggere le stelle, sa se sta per arrivare il tempo brutto e quindi se è il caso di tornare, di salpare le reti e di tornare a casa. Sta nel cacciatore che sa leggere le tracce della selvaggina e sa come comportarsi. Quindi ci sono tanti modi di fare sapere. Io credo che questa, proprio perché l'università sia la summa, la sede più opportuna, più adatta per sentire gente che, gente in senso positivo, no? Cioè, moltitudine, persone che esprimono posizioni per certi versi anche differenziate su una tematica che è di interesse comune, di interesse generale. Non è solo di chi parla il sardo o di chi non lo parla. Io poco fa mi sono girato ripetutamente, non so se vi siete accorti, perché fino a 10 minuti fa qua c'era presente in sala un professore libanese che da 20 anni che vive a Sassari, dove insegna arabo, è lettore adesso è anche professore. E il fatto stesso che fosse presente, che abbia seguito per un po' questa discussione, non so quanto abbia capito, ma sicuramente ha capito, se no se ne sarebbe andato subito o non sarebbe neanche venuto, sta a significare che questa è una tematica che indubbiamente attira non solamente chi è sardo, ma attira tutti coloro che in Sardegna vivono e che in qualche maniera hanno a che fare con questa, chiamiamola così, in termini un po' nazione sarda che si esprime in certi termini. Diceva Diego Corraine che la lingua è il motore, rappresenta il motore per il mantenimento della propria identità. Io sono assolutamente convinto di tutto questo. Lo sono soprattutto in questo periodo di globalizzazione, forse anche, anzi sicuramente traumatica per certi versi che ci sta intorno, che vediamo tutti i giorni alla televisione, che leggiamo sui giornali, e che se non ci arrangiamo, se non ci attrezziamo, se non ci prepariamo per entrare o per stare in mezzo a questa globalizzazione forti della nostra identità, credo che saremo sicuramente sommersi. Mastino ha fatto un accenno all'inizio proprio del suo intervento sul ruolo della Sardegna nel Mediterraneo, piattaforma mediterranea, una terra e quindi anche un'università che indubbiamente è espressione della terra e della sua cultura, aperta al mondo magrebino e al mondo africano. È la posizione geografica che ci porta a questa situazione, ma ci sono anche i condizionamenti storici, ci sono risvolti storici, c'è la storia che ci porta a considerare questa posizione della Sardegna come una posizione principe, chiamiamola così, in termini spaziali, in termini geografici, ma anche in termini culturali. Noi dobbiamo essere aperti all'incontro col terzi, però dobbiamo essere aperti, forti della nostra identità, perché se non abbiamo la nostra identità non riusciamo neanche a capire l'identità degli altri. Ecco, solamente se conosciamo la nostra possiamo capire quella degli altri. Io credo che questo sia assolutamente importante.
Non sono un docente di lingua sarda, sono un docente di storia e quindi affronto le cose dal punto di vista storico. Anche qui sono stati fatti dei risvolti, degli accenni di natura storica. Li ha fatti in particolare Diego Corraine, sono riuscito a seguire il 90% del suo discorso, ogni tanto riprendeva era catturato dal lessico algolese, quindi che è un po' più difficile del norese o del godolese classico. Ecco, mi è piaciuto molto perché c'è un'analogia storica tra quello che ha detto Diego e quello che è successo effettivamente nella storia. Scusatemi se faccio questa digressione di carattere storico, ma è il mio portato che mi spinge a questa. Cioè, quando nel 1354 Mariano d'Arborea, che sicuramente è stato il più grande giudice che la Sardegna abbia conosciuto, sicuramente molto più grande della figlia, che da lui ha imparato, ha cambiato le proprie insegne, spostando dal basso verso l'alto l'albero deradicato di Arborea e portando in basso i pali della corona d'Aragona, quella era stata la vera rivoluzione. Ecco, questa potrebbe essere una rivoluzione, quella di fare la prima dizione in sardo e sotto quella in italiano. È una cosa sicuramente importante, credo però che non debba essere fine a se stessa. Tutto questo è importante se noi riusciamo a collegare e a inserirci in un contesto di più ampia portata. Altrimenti corriamo il rischio, come dicevo, in questo momento di globalizzazione, di rimanere chiusi in se stessi. Conosciamo noi stessi, potremmo conoscere noi stessi bene, conoscere le diverse varianti del sardo, conoscere il rapporto con l'italiano, ma se non siamo in grado di inserirci con profitto in un contesto internazionale, credo che saremmo tagliati fuori. E qui magari scattano altri discorsi di carattere politico, di carattere economico. Io non credo assolutamente, anzi sotto questo profilo sono assolutamente antinazionalista, direi, perché sono convinto che la Sardegna di per sé non abbia le risorse economiche indispensabili per poter sopravvivere. Ne sono assolutamente convinto. C'è questo contesto globale, scusate non si ricordo sempre da questo, ma il turismo, che è una delle fonti principali del reddito della Sardegna, quest'anno ha avuto un flop. L'economia sarda, agricoltura e pastorizia sono in crisi fortemente, lo vediamo tutti i giorni, dalle proteste dei pastori alle polemiche che stanno investendo i contadini nei confronti di Equitalia. Evidentemente c'è uno stato di malessere. La lingua può servire da collante per raggrummare tutte queste diverse posizioni. Però, ripeto, non può essere fine a se stessa, deve essere sostanzialmente finalizzata a conoscersi, a differenziarsi, ma anche a riconoscere gli altri. Questo è il concetto forse io non so se ci sia un concetto di normalità. Cos'è il normale? Non c'è un normale. Tutti sono normali. Vuol dire, non c'è la definizione di normalità. E quindi bisogna prendere atto che ognuno è. Lui è convinto di essere la normalità e quindi tutti sono convinti di essere normali. Io non credo che anche un omosessuale sia convinto di essere anormale. Lui è convinto di essere normale perché quella per lui è la normalità. Quindi si tratta di innescare un meccanismo che comporta un salto di qualità nella mentalità di ciascuno, nel livello culturale di comprensione degli altri, che ci porti alla fine a queste conclusioni, a queste considerazioni. Io non so come si deve insegnare la lingua sarda. Non sono specialista del settore, quindi prendo atto che ci sono diversi modi di interpretare questa realtà. Certo è vero questo, che è il modo in cui si insegna il catalano in Catalogna, in cui c'è una full immersion, diciamo, nella realtà locale, è sicuramente favorito, agevolato e condizionato dal fatto che l'economia catalana è trainante nella penisola iberica, non si scappa, c'è una forza politica ed economica non indifferente che certamente favorisce quella culturale. La Sardegna vive questa situazione? Mi pare di no. Quindi diciamo che il potere contrattuale della classe dirigente sarda, sempre che ci sia, ma lo diamo per scontato che ci possa essere, è sensibilmente ridotto e quindi non è in grado di incidere sostanzialmente su quella che è la proposizione del sardo nelle scuole. E qui tocco un tasto che Carboni mi ha già sentito fare in commissione all'osservatorio, cioè il rapporto tra il potere politico sardo, il potere anche amministrativo, burocratico della classe regionale e il Ministero.
Gli orari scolastici, il monte orario scolastico è determinato dal Ministero. La Regione Sarda non ha potere specifico in base al proprio statuto per decidere quante ore fare di lingua e cultura sarda. E solo recentemente è stato considerato, insomma qualche anno, ma non molto, che il 15% del monte orario possa essere destinato dai singoli docenti alla lingua e alla cultura sarda. È un passo avanti notevole se pensate semplicemente che nel 1974 l'allora Ministro della Pubblica d'Istruzione, Franco Maria Malfatti, aveva mandato una circolare tenuta segreta ai provveditori degli studi chiedendo di essere tempestivamente informato come Ministero nel caso nelle singole sedi amministrative provinciali ci fossero docenti che utilizzavano parte del tempo destinato all'insegnamento normale per lingua e cultura sarda. Ecco, quindi era uno stato, diciamo, di polizia fino al 74, adesso, grazie anche a normative europee che sono state applicate e finalizzate, la situazione è cambiata. Il problema è come insegnare questo sardo. No, qui siete tutti esperti, io non lo sono. Io posso dire come insegno la storia, e quindi quando io vado a insegnare storia, la storia non è qualche cosa che è successa ieri o avanti ieri o 3 anni fa. La storia siamo noi, nel senso che noi siamo protagonisti della storia e se la vogliamo capire quella del passato dobbiamo calarci in quella realtà, che era la realtà che hanno vissuto i nostri nonni, i nostri bisnonni, i nostri parenti lontani, con i nostri problemi, cioè i problemi che vive questa società, quali sono? L'economia, la salute, il rapporto con l'esterno, le guerre, questi sono i problemi, il lavoro. Ecco, questi sono i problemi anche che hanno affrontato generazioni prima di noi, che bene o male hanno risolto in qualche maniera. Allora, così come c'è una macchina fotografica che riesce a zoomare la distanza, quindi a avvicinare la realtà esterna al nostro occhio, alla nostra percezione visiva, così dovrebbe essere fatta la storia, andare a insegnare. Perché è importante la storia? Perché la storia ci insegna, noi impariamo da quello che è successo in precedenza come dobbiamo comportarci nel caso di presenza di tematiche che adesso si ritrovano nella realtà attuale. Dobbiamo apprendere quello che hanno fatto, dobbiamo metabolizzare, fare esperienze. Ecco, se riusciamo a fare queste esperienze e a trasportarle sulla realtà attuale, io credo che faremo un grande servizio non solo a noi stessi ma anche a quelli soprattutto che verranno, perché il problema è stato già accennato. Non è quello di imparare noi, per bene o male qualche cosa i nostri genitori sono riusciti a trasportarla fino alla nostra realtà, è quello di lasciare qualche cosa in seguito. Cioè se noi non lasciamo questo patrimonio che passa anche per la lingua e che serve però per creare una propria identità, così come, che ne so, vedete, saper riconoscere anche il profumo del mirto, andare in campagna e sapersi destreggiare in mezzo ai sentieri, ecco, sono tutte cose che fanno parte del nostro DNA. Se noi riusciamo a fare a trasmettere questo messaggio che passa, vi ho detto, anche per la lingua, saremo in grado di presentarci quando sarà un domani davanti a qualcuno e dire, beh, ho fatto il mio dovere, oppure semplicemente non l'ho fatto. In Sardegna ci sono 2 modi, uno è preponderante, che è conosciuto da tutti, per cercare di affermare la propria identità, o i propri interessi nei confronti degli altri. Uno è quello di dire forza paris. Sappiamo tutti cosa vuol dire, è stato valorizzato, diciamo, dai sardi della Prima Guerra Mondiale, quando si sono trovati insieme i sardi in terra quasi straniera, direi, nei Friuli, parlavano quasi tutti un'altra lingua, la gran parte dei soldati sardi erano pastori e contadini, no? Qualche intellettuale c'era che li guidava. Ma c'è un altro detto che ha origini storiche antichissime, diciamo che ha quasi 1000 anni, quasi 1000 anni, ha circa dal 1164, quindi sono 850-860 anni, che è stato fondamentale. Purtroppo non ha avuto successo, ma è quello, est unitas vis Sardorum, che diceva Barisone d'Arborea quando è stato fatto, nel bene e nel male, re di Sardegna. Si era già capito questo. I sardi sono pochi, se riescono a stare uniti, riescono a spuntare. Ecco, questo ci deve servire di lezione anche in questo momento. Certo, ci sono polemiche tra docenti universitari e altri, io non entro nel merito perché ho la mia idea, rispetto quella di tutti.
E proprio perché non sono uno specialista del settore non posso fare altro che prendere atto. Però se riusciamo a superare queste divisioni che hanno portato a suo tempo anche, diciamo, l'arcivescovo di Cagliari, sembrerebbe lui a dire che i sardi sono Pox, Locus e Malunidos, l'arcivescovo di Cagliari, che però era spagnolo, attenzione. Ecco, allora se riusciamo a superare queste differenze, anche facendo in qualche modo violenza a noi stessi, ma cercando di capire che ognuno, al di là di quello che esprime, è espressione di una cultura onesta, di un'onestà culturale, di un'onestà intellettuale. Io non voglio pensare che chi la pensa diversamente da me o viceversa sia espressione di disonestà intellettuale. Ci sono in tutti noi delle onestà intellettuali. Si tratta di riuscire a capire quello che c'è di buono in tutti e portare avanti una soluzione unitaria. Certo, una soluzione non può venire da un singolo incontro come questo, probabilmente si renderà necessario organizzare dei seminari, ecco, dei seminari dove docenti, espressioni di diversi insegnamenti, perché io faccio storia, posso trovare qualche termine tecnico che valga per la storia, ma termini giuridici dice pure un docente di diritto che sappia trasportare in lingua sarda i termini tecnici che si usano nel diritto e via dicendo, ce ne sono tantissimi. Quello di fisica, bomba atomica. Bisognerebbe trovare un fisico che riesca a trasferire il termine bomba atomica, il concetto di bomba atomica in un lessico sardo corretto. Ecco, queste cose non nascono ex abrupto o improvvisamente, nascono con la volontà, ripeto, con l'unione e con la sintesi. Se riusciamo a fare questo credo che riusciremo a ottenere lo scopo. Forse sarà lontano, ma probabilmente potrà essere anche più vicino di quanto sembra. È questione di buona volontà. Un altro accenno, se è possibile, è stato fatto un richiamo per un augurio, una speranza per gli incarichi, per l'insegnamento della lingua sarda. Al di là delle buone volontà, ci sono dei limiti imposti dalla normativa ministeriale, che ne abbiamo anche parlato con te un giorno a Cagliari, non si possono attivare, o si è strutturati, cioè o si è di ruolo dentro l'università. Però chi è che è interessato a bandire un posto di ricercatore di ruolo di lingua sarda se non c'è già un docente di lingua sarda? Ammesso che ci siano le risorse finanziarie disponibili, che è un grosso problema. Non posso più neanche, perché la famigerata Gelmini ha imposto una serie di tagli agli insegnamenti, non posso più attivare una serie di contratti a titolo sostanzialmente gratuito, come facevamo prima. Diego Corraine è uno di quelli che è stato penalizzato, perché non si possono attivare un certo numero di contratti di insegnamento oltre un certo rapporto, che è il 5%, con i docenti strutturati dell'università. Non si può bypassare questa legge, a parte il fatto che poi per alcuni si chiede anche la disponibilità di un certo reddito, altrimenti non si può insegnare gratis. Quindi la regione può attivare, ecco, la grande madre, in questo momento la Magna Mater, anche in questo caso, è la regione sarda. Certo, la regione sarda ne sta dando molti di soldi, ne ha dato anche tanti in precedenza sulla legge 26 del 97 per l'attivazione di insegnamenti di lingua e cultura sarda. Probabilmente l'università non sempre si è comportata in maniera consona a quello che era lo spirito della legge, nel senso che sono state bandite delle cattedre che c'entravano o non c'entravano con queste tematiche, e di questo io credo che qualcuno debba chiedere venia. Però è anche altrettanto vero che, anche qui nei limiti del possibile, perché manco il Ministero della Pubblica Istruzione di stampo fascista è entrato nel merito del comportamento, dell'insegnamento, della didattica delle università, che la regione possa dire all'università: ti do i soldi però fai così. Cioè bisogna trovare un giusto equilibrio, che è solo, la questione è solo il buonsenso che potrà risolvere. Anche qui ci vuole buona volontà. In questo momento abbiamo un rettore che è aperto al dialogo, all'incontro. Direi che sostanzialmente anche nella regione sarda stiamo trovando interlocutori aperti. Si tratterà di sedersi intorno a un tavolo, anche qui fare delle riunioni collegiali per trovare la sintesi, però se c'è anche qui la volontà di risolversi i problemi, io credo che i problemi si risolveranno. Grazie.